Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Antimafia, 10 arresti nel Trapanese, in carcere per voto di scambio l'ex senatore Papania, colpo alle cosche di Alcamo e Calatafimi. L'Unione si accorge finalmente dell'emergenza migranti. A Lampedusa una commissione del Consiglio d'Europa incontra istituzioni e amministratori locali. Nel pomeriggio trasferta a Catania. E scontro tra magistrati e centrodestra dopo la richiesta di condanna per Salvini al processo Open Arms a Palermo. L'associazione magistrati difende il lavoro dell'accusa. La Lega pronta a scendere in piazza anche in Sicilia. Crisi idrica, acqua ogni 7 giorni nell'Ennese, Troina e Nicosia assetate. Stamane mobilitazione di cittadini e agricoltori alla diga Ancipa. Sosta selvaggia a Catania, situazione allarmante davanti all'ospedale Garibaldi Centro, dove persino le ambulanze restano imbottigliate. Sciopero della visione è la risposta degli abitanti di Stromboli alla messa in onda ieri sera su Rai 1 della prima puntata della fiction Sempre al tuo fianco, che ha causato un devastante incendio. Catania, applausi a scena aperta alla serata inaugurale alla Villa della rassegna belliniana, 17 appuntamenti in programma fino a sabato 28. Calcio, il Catania dai grandi numeri in difesa guarda al futuro con convinzione, ma deve migliorare davanti. Messina e Trapani non hanno ancora trovato la strada giusta. Ben trovati, mafia e voto di scambio. In manetta l'ex senatore Papania e l'ex vice sindaco di Alcamo Perricone. Operazione contro le cosche di Alcamo e Calatafimi. 10 arresti, scoperti i nuovi capi delle due famiglie mafiose. Laura Spanò. C'è anche l'ex senatore alcamese Nino Papania tra le 10 persone arrestate nella notte in provincia di Trapani. Accusa pesante quella di scambio elettorale politico-mafioso. L'inchiesta ha documentato l'esistenza di un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare anche dietro corrispettivo in denaro il libero esercizio del consenso elettorale, facendo emergere la capacità dell'organizzazione di indirizzare il voto locale in favore del candidato alcamese Angelo Rocca, non coinvolto nelle indagini, coordinatore provinciale del movimento politico Via, fondato dall'ex senatore Papania, contro il quale le contestazioni lo riguardano quale promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa dietro un compenso in denaro pari a circa 3.000 euro in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre 2022. Il nome di Papania nel tempo è comparso anche in altre indagini su scambio di voto e violazione dei sistemi informatici delle forze dell'ordine. Con Papania è stato anche arrestato l'ex vice sindaco e imprenditore di Alcamo Pasquale Perricone. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, è stata condotta dalle squadre mobili di Trapani e Palermo, dal Sisco e dallo SCO. Gli arrestati sono indiziati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porte e detenzione illegale di armi. Il provvedimento riguarda un'inchiesta del 2020 e ha riguardato anche aspetti legati alla latitanza di Matteo Messina Denaro. L'indagine avrebbe consentito di documentare gli assetti e il rinnovato dinamismo criminale delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi dopo l'arresto di numerosi esponenti storicamente al vertice delle stesse cosche. Nel tentativo di colmare il vuoto creatosi, la famiglia mafiosa alcamese avrebbe individuato il nuovo vertice in un pregiudicato locale che avrebbe esercitato la reggenza valendosi di numerosi sodali. La tragica fine del giornalista dell'Ora Mauro De Mauro, un mistero palermitano lungo 54 anni. Il 16 settembre del 1970 De Mauro veniva sequestrato e ucciso da un comando mafioso. Il suo corpo mai più ritrovato. La figlia indagava sul caso Mattei. Marco Gullà.
54 anni sono passati, senza verità, senza giustizia. Ricorre oggi l'anniversario di morte di Mauro De Mauro, giornalista palermitano del quotidiano L'Ora. Era la sera del 16 settembre 1970 e De Mauro fu rapito da Cosa Nostra. Il suo corpo non verrà mai più ritrovato e ad oggi non ci sono esecutori materiali o mandanti. Ad alcuni colleghi giornalisti, pochi giorni prima del 16 settembre, disse che aveva uno scoop che avrebbe fatto tremare l'Italia. A cosa si riferiva? Un giornalista che vedeva oltre, che guardava e indagava dove altri non arrivavano. Fu ucciso da Cosa Nostra perché era un personaggio scomodo e in quegli anni la mafia uccideva chiunque si mettesse contro. La figura di Mauro De Mauro lo dimostra tutt'oggi, si tratta di una figura attualissima, perché è una figura che ci ricorda l'importanza della stampa, l'importanza della libera e indipendente stampa. A me piace sempre di Mauro De Mauro sottolineare il suo sguardo profetico, cioè la capacità di vedere cose che forse ancora non erano nemmeno accadute o stavano accadendo. Sapeva leggere i segnali deboli e questo per un giornalista è una delle più grandi caratteristiche. Presente anche la figlia del giornalista, si commuove ancora dopo tanti anni ricordando il padre. Ho raccontato che una volta mi trovavo litigata con mio marito e ho chiesto l'indirizzo di un albergo e mi hanno detto prenda per via Mauro De Mauro e io sono rimasta di stucco perché non lo sapevo. L'Unione Europea si accorge finalmente dell'emergenza migranti. A Lampedusa la Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. Manlio Viola. Sbarca in Sicilia la Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Lo fa per una visita che durerà più giorni, che punta a verificare come l'Italia gestisca il fenomeno delle migrazioni. L'arrivo della Commissione era atteso da tempo e con lo sbarco dei commissari si spera finalmente che possa crescere anche l'attenzione europea nei confronti di un fenomeno che assume sempre più il carattere di un'emergenza, gestita però con strumenti quasi ordinari. Caso vuole che lo sbarco dei commissari europei arrivi nel pieno della polemica fra il governo e la magistratura italiana, che segue la richiesta di condanna a 6 anni per il vice premier Matteo Salvini per la vicenda del ritardato sbarco dei migranti dalla nave Open Arms. Ma la Commissione annuncia che non si occuperà di questioni interne e la sua visita non sarà in alcun modo influenzata da queste vicende. Si comincia oggi dall'isola di Lampedusa, dove sono previsti incontri con Aeronautica Militare, Questore, Prefetto di Agrigento, comandanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera e con i referenti di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea per l'asilo, oltre alle principali organizzazioni non governative attive nell'arcipelago delle Pelagie e gli amministratori delle comunità locali. La visita continuerà poi domani e dopodomani a Catania, al centro Fami e a Pozzallo, al centro di prima accoglienza. Fra le priorità della Commissione è anche acquisire notizie sulla gestione dei minori non accompagnati, che rappresenta una emergenza dentro l'emergenza. Scontro tra magistrati e centrodestra dopo la richiesta di condanna per Salvini, come avete sentito poco fa, nel processo Open Arms a Palermo. L'associazione magistrati difende il lavoro dell'accusa, la Lega pronta a scendere in piazza, anche in Sicilia. Luca Ciliberti. Il processo Open Arms riapre lo scontro tra governo e magistratura. I PM di Palermo chiedono una condanna esemplare, 6 anni per l'attuale vice premier ed ex ministro dell'interno Matteo Salvini, colpevole, secondo l'accusa, di sequestro di persone e rifiuto di atto d'ufficio. Nel 2019 impedì lo sbarco di 147 migranti. Tutto il centrodestra invece fa quadrato, lo difende e parla di un processo politico. Così l'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo scende in campo, definendo, quelle della maggioranza, reazioni scomposte. Non ci si può scandalizzare per il fatto che un reato venga ipotizzato nei confronti di un ministro, ripeto, che se agito nel corso di un mandato politico e agito correttamente verrà stabilito. Ciò che invece va da parte nostra come Associazione Nazionale Magistrati profondamente criticato è la levata di scudi contro la magistratura tutta, con un atteggiamento che non fa che minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Matteo Salvini dal canto suo non molla e rilancia, aggiorna la sua biografia controvento con 13 pagine intitolate Processo a un italiano, interpretando di fatto un pensiero comune a tutto il centrodestra, incluso il presidente del Consiglio
Giorgia Meloni, che parla di precedente gravissimo. Tutta la Lega è pronta a scendere in piazza e schierarsi per difendere il proprio capitano. Matteo Salvini ha convocato il Consiglio federale al quale io parteciperò per valutare tutte le azioni da intraprendere, a cominciare dal prossimo weekend e dall'ultimo di settembre, in cui saremo in tutte le piazze d'Italia per esprimere la massima solidarietà a Matteo Salvini, che ha fatto quello che avremmo fatto tutti quanti noi. Il clima politico è tutt'altro che disteso, l'attacco del governo alla magistratura è fuori posto, dicono dal PD per Sinistra Italiana, la Premier su Open Arms apre un conflitto costituzionale, il Movimento 5 Stelle giudica le dichiarazioni di Salvini sovversive come l'assalto a Capitol Hill e Riccardo Maggi di Più Europa definisce Premier e Vice Premier gli Orban alla matriciana. Crisi idrica, acqua ogni 7 giorni nell'Ennese. Troina e Nicosia sono assetate. Stamane mobilitazione di cittadini e agricoltori davanti alla diga Ancipa. Adelaide Barbagallo. La Regione, lo Stato, il gestore ci devono dare soluzioni alternative, perché rischiamo di restare ad acqua zero. Turni dell'acqua non più ogni 4 ma ogni 7 giorni. Nuova protesta di sindaci, agricoltori e cittadini dei comuni che dipendono dall'acqua raccolta nell'invaso dell'Ancipa per il loro servizio idrico. Il disagio che vivono da tempo Troina, Nicosia ed altre comunità diventa insostenibile, affermano i manifestanti. Oggi la mobilitazione nei pressi dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua in contrada Calamaro. Abbiamo pensato a fonti alternative senza avendo le autorizzazioni per poterlo fare come sindaci, quindi assumendoci anche responsabilità aggiuntive, ma lo facciamo perché siamo a tutela del nostro territorio e quindi ora lo Stato, la Regione, il gestore non ci possono lasciare, scusate l'espressione forte in un'intervista, con il sedere per terra, sia chiaro. C'è il rischio poi di non sapere cosa raccontare ai nostri cittadini che si aspettano dai sindaci queste risposte e noi invece ce le aspettiamo dal governo regionale, quantomeno dalla cabina di regia. La protesta per modificare le decisioni della cabina di regia per l'emergenza idrica che hanno portato a ridurre il volume di acqua da prelevare dalla diga Ancipa per distribuirla ai comuni, una diga che con la siccità rischia di prosciugarsi. Noi ci aspettiamo la pioggia e questo è normale, è naturale, ma che se lo aspetti pure la cabina di regia, cosa lo aspetti il governo regionale, la pioggia senza fare interventi programmati, questo secondo me ci preoccupa. I sindaci si dicono pronti alle barricate. Assemblea dei lavoratori per fare il punto sul futuro del polo petrolchimico di Siracusa dopo la pioggia oleosa all'ISAB di Priolo. Per i sindacati le aziende non hanno fatto nulla per la transizione energetica. Serve un vero piano industriale, dicono al nostro TG. Francesco Aloi. Il futuro del petrolchimico non sembra così scontato. Per questo i sindacati hanno organizzato un'assemblea dei lavoratori, considerata un punto di partenza. Pensare oggi che dobbiamo solo affrontare le emergenze, oggi di ES o domani di ISAB o dopodomani di Universalis, è una battaglia già persa in partenza. Impianti vecchi e poca volontà nel mettere in atto la transizione energetica. Secondo i sindacati, le grandi aziende del petrolchimico ad oggi su questo fronte di concreto non hanno fatto nulla. Abbiamo chiamato la politica per capire il loro punto di vista. Purtroppo non tutti hanno sentito l'esigenza di venire e secondo me hanno gettato la maschera e hanno detto da che parte stanno. Sicuramente non hanno a cuore l'interesse dell'area industriale siracusana. Un petrolchimico su cui anche la Procura da tempo ha puntato gli occhi, non solo dopo l'incidente all'impianto U100 Topping ISAB Sud, ma già da qualche anno al depuratore IAS, che non avrebbe trattato i reflui secondo le norme. L'IAS è un impianto che ha la proprietà a maggioranza regionale, quindi noi chiediamo che la Regione in qualche modo faccia i dovuti investimenti, metta i soldi per risanare e per mettere in sicurezza e per ridare questo impianto alla comunità. Tra le tante incertezze sul futuro, qui si ricorda che in ballo ci sono più di 10.000 posti di lavoro. Serve un vero piano industriale, ribadiscono. A Catania i carabinieri hanno arrestato 4 persone che spacciavano droga, tra crack e cocaina, in un locale condominiale in via San Teodoro a Librino, protetti da 15 telecamere a circuito chiuso. Avevano anche esposto un cartello con la scritta: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno.
Restiamo a Catania, incubo sosta selvaggia, situazione allarmante davanti all'ospedale Garibaldi Centro, dove persino le ambulanze restano imbottigliate. Il direttore del presidio medico dice: catanesi, in bocca, rispettate le regole. Tonino De Mana. Dalla sosta selvaggia del nuovo Garibaldi di Nesima alla sosta selvaggia del Garibaldi Centro. Da via Palermo a via Fabio Filzi non cambia la sostanza, con le auto in divieto che ostacolano la viabilità, creando intralcio persino le ambulanze che restano imbottigliate nel traffico cittadino. Nelle ore di punta, specie il lunedì per la presenza del mercato settimanale, oltre ad una scuola, diventa quasi un'impresa raggiungere anche il pronto soccorso. Ostacoli su ostacoli rendono difficoltoso il transito, segnali stradali che non vengono rispettati, si fa quasi a gara a violare il codice della strada e con fantasiose motivazioni. Nonostante la presenza delle nostre telecamere, c'è chi si ferma e chiede di lasciare l'auto in divieto per un minutino, giusto per prendere il caffè, o chi, non sapendo dove parcheggiare l'auto, pensa di lasciarla sulle strisce pedonali. Da anni si sollecitano interventi ed una maggiore presenza dei vigili urbani per disciplinare il traffico in via Filzi, ma ogni richiesta cade nel dimenticatoio ed allora si tenta con gli appelli, questa volta parola e microfono a Sebastiano De Maria, direttore medico del presidio Garibaldi Centro. Il rispetto delle regole che già sono esistenti sarebbe sufficiente a salvare la vita anche alle persone che hanno necessità di accedere al nostro pronto soccorso, quindi sicuramente da questo punto di vista un appello a tutti i concittadini. E non va meglio per i pedoni. Questa è la situazione in via Mogadiscio, dove rovi e cespugli invadono gran parte del marciapiede, a ridosso sempre dell'ospedale. Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della fiction sulla protezione civile che 2 anni fa ha causato un devastante rogo sull'isola di Stromboli. Indignati i residenti e le associazioni che nei giorni scorsi hanno lanciato appelli per boicottare la visione. Emanuela Corsi. Televisori spenti o sintonizzati su altri canali. È la risposta degli abitanti di Stromboli alla messa in onda ieri sera su Rai 1 della prima puntata della fiction Sempre al tuo fianco. Nelle TV dei locali pubblici dell'isola invece è stato controprogrammato un video con le immagini dell'incendio che si era sviluppato proprio su quel set il 25 maggio del 2022 e che devastò ettari di vegetazione. Sui social molti gli appelli per boicottarne la visione. La messa in onda della fiction nasce fondamentalmente da quella notte tremenda in cui sono stati abbandonati gli abitanti e con loro sangue, lacrime e sudore hanno provveduto a evitare che i danni fossero ancora maggiori, non ci fossero vittime e le case non bruciassero. Stromboli non fu devastata soltanto dal rogo, ma anche dall'alluvione che ricoprì le case di fango nell'agosto successivo. A tutt'oggi, a 2 anni di distanza, e qui cresce ancora l'indignazione, non sono stati fatti ancora lavori che devono essere fatti addirittura preventivamente. Una netta presa di posizione contro la decisione della RAI è arrivata anche da Federalberghi Eolie e dagli operatori turistici, secondo i quali la fiction non renderebbe giustizia all'isola. Avevamo fatto un incontro con i vertici RAI in aprile con tutta la cittadinanza e ci si era espressi tutti all'unanimità negativamente rispetto all'ipotesi di mandare in onda la fiction, che invece ieri è andata in onda regolarmente, proiettando un'immagine dell'isola che non è un'immagine veritiera, un'immagine di precarietà, di terrore, di dramma. Stromboli è ben altro e chi la conosce lo sa bene. Nessuna presa di posizione invece da parte del sindaco Gullo. Eccoci allo spettacolo, grande successo di pubblico per la serata inaugurale alla Villa di Catania della rassegna belliniana, la manifestazione dedicata al cigno catanese. 17 appuntamenti in programma fino al 28 settembre. Eva Spampinato. Applausi a scena aperta e il pubblico delle grandi occasioni alla Villa Bellini di Catania per la prima serata della rassegna belliniana che rende omaggio al cigno catanese con 17 appuntamenti in luoghi simbolo della città e delle opere di Vincenzo Bellini. Il concerto che ha aperto la 4ª edizione ha avuto 2 celebri interpreti come il soprano Desiree Rancatore, il tenore Vittorio Grigolo e l'orchestra sinfonica siciliana diretta da Gianluca Marcianò. Il programma, intitolato Le Melodie Infinite, ha proposto pagine operistiche celebri, tra cui Casta Diva di Bellini, ma anche altri brani di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti.
La rassegna prosegue fino al 28 settembre ed è anche un'occasione per offrire una proposta culturale di alto livello ai tanti turisti che arrivano in Sicilia. Una rassegna che sta crescendo di anno in anno e lo vediamo dal numeroso pubblico presente. Chiaramente rientra nei canoni e nei progetti dell'assessorato, che intende, attraverso eventi culturali di alta portata come questo, chiaramente dare un'offerta turistico-culturale di livello. Breve pausa, tra poco il calcio con un primo bilancio per le siciliane di C dopo le prime 4 giornate. State con noi, vi aspettiamo. Al calcio il Catania ha perso la testa della classifica, ma il pari con il Picerno regala altre convinzioni, soprattutto in difesa. Marco Carli. In testa alla classifica adesso c'è il Cerignola, 3-1 il risultato con cui i pugliesi hanno sconfitto il Giuliano, prossimo avversario del Catania, domenica in Campania. Nelle immagini la rete finale di Tascone con relativa papera del portiere Barosi. Rossazzurri dunque non più davanti in graduatoria, ma la partita con il Picerno di sabato scorso ha dato ulteriore dimostrazione di alcune caratteristiche. La convinzione intanto che il Catania abbia una fase difensiva granitica, terza partita con clean sheet per Beters, che di reti finora ne ha subite una sola, l'Eurogol di Afenaghian della Juve. Tornando alla gara col Picerno, va detto anche che i lucani hanno numeri importanti in attacco, 7 gol fatti. In queste prime giornate i rossazzurri hanno affrontato squadre che davanti hanno qualità. Oltre il Picerno, il Benevento, secondo in classifica, 8 reti realizzate in campionato, o la Juve, 7. A breve toccherà al Cerignola, 9 gol fatti, ma Castellini e soci sembrano non temere nessuno, anche perché la difesa è ben protetta da gente come Sturaro, Di Tacchio prima dell'infortunio, o gli esterni che fanno entrambe le fasi. A proposito, con il Picerno Anastasio ha giocato anche fra i 3 dietro, tutto ok per lui. Siamo una squadra matura che il mister durante la settimana ci mette le soluzioni avanti che possono ritrovarsi in partita, quindi vai anche con le idee abbastanza chiare. Toscano dunque ha dato il suo spirito alla squadra e alla difesa con giocatori a disposizione praticamente dal ritiro. Diverso il discorso per l'attacco, finora 4 reti realizzate di cui 3 in una sola partita con la Juve, ma i giocatori sono tutti arrivati nelle fasi finali del mercato, sono reduci da infortuni, vedi D'Andrea. Occorrerà un po' più di pazienza, ma attendere con una difesa solida è già una grande base di partenza. Messina e Trapani pronte a ripartire dopo la delusione della 4ª giornata. Nel prossimo turno entrambe giocheranno in casa. Sergio Colosi. Il Messina cambia pelle tra casa e trasferta. Protagonista è imbattuto al Francoscoglio, timido e sempre sconfitto lontano dalla Sicilia. Segnali di una squadra troppo giovane per riuscire a dare continuità ai propri risultati. Crotone segna una tappa in negativo. Il Messina crea poco e subisce la pressione rossoblu nei momenti chiave, anche se Modica esalta gli aspetti positivi per trasmettere carica ad un gruppo che venerdì prossimo ospiterà la Casertana. Tanto complimenti ai ragazzi perché hanno dato quello che era in questo momento nelle loro possibilità, dando vita a una partita bella, anche se noi abbiamo purtroppo peccato nel non essere sbarazzini dall'inizio della gara, perché abbiamo regalato 15 minuti dove ci siamo abbassati molto e lì loro hanno trovato il gol. Concretezza è la parola d'ordine in casa Trapani. Le attenuanti del cambio tecnico e di 3 gare su 4 disputate lontano dal provinciale reggono fino a un certo punto in considerazione delle ambizioni del presidente Antonini. A Taranto troppi errori sotto porta per una squadra il cui punto di forza è la fase offensiva. Domenica prossima i Granate riceveranno la visita della Juventus Next Gen. E noi ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento lo sapete per le 20, grazie e buon pomeriggio.